Prova 1, prova. Davide Calgaro. Ci sei, Davide? Sa. Da Ci dove siamo. chiami, Davide? Io chiamo da Da fuori Faenza. Allora, oggi qui nella redazione di Hotcorn abbiamo un ospite speciale, Davide Calgaro. Ciao Davide, come Buongiorno stai? a tutti, tutto bene, tutto bene. Voi vi chiederete chi è Davide? Davide lo conoscerete molto presto perché è tra i protagonisti del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Odio l'estate. Com'è andata, Davide, questa prova, diciamo, importante? Perché tu, insomma, diciamo, oltre ad essere milanese, oltre ad avere 20 anni, sei cresciuto vedendo quei tre Vedendo lì. la comicità di Aldo Giovanni e Giacomo, quindi è stato... Come un Primavera va a giocare in prima squadra con... Esatto, è un'ottima metafora, sì. Io sono cresciuto sognando la grande squadra e quindi giocarci è stato abbastanza impensabile per me, anche perché fino a un anno fa non ho mai fatto cinema, cioè ho sempre fatto Tu nasci come comicità. stand-up comedian, Azzeli. Sì, ho studiato recitazione e comunque ho sempre avuto esperienze con la comicità, quindi non mi era mai capitato di far cinema. E neanche di avere i tempi del set, quindi che poi sono No, totalmente niente, diversi. cioè io ho avuto un'esperienza, ho fatto una posa in una fiction in febbraio e poi il film. Quindi diciamo che è stato un esordio abbastanza... E quindi tante notti insonni durante la... o no? tra i provini e quando abbiamo girato c'erano dei momenti in cui mi veniva in mente, ok, però sto per fare il figlio di Aldo. Esatto, perché il tuo ruolo, ecco, diciamolo, è che tu sei il figlio di Sì, Aldo esatto. e sei un adolescente nel film, no? Sì, Piuttosto... ho i miei 18 anni che Esatto. avevo. Obbediente o no? No, sei un po' turbolento. Allora, sono un po' turbolento, nel senso che io inizialmente non voglio andare in vacanza con la mia famiglia, che è la storia di Come molti ogni miei diciottenne coetanei, che sia, esatto. Però in seguito diciamo, rubo un motorino a Milano e quindi come punizione ricevo di dover andare in vacanza con la mia famiglia che non si fida a lasciarmi da solo Vado in Puglia, vero? a Milano e andiamo in Puglia, sì. Abbiamo girato tutto in Puglia, abbiamo girato tutta la Puglia per... Sì, poi alla fine esce il 30 gennaio, ma è un film estivo praticamente, perché è tutto nella Sì, casa sì, di mare dove... esatto. Diciamo un po' la trama, praticamente vi trovate tutti, Aldo, Giovanni e Giacomo, sono i tre capofamiglia Sì. di altrettante famiglie che si trovano nella stessa casa affittata dalla stessa agenzia. Esatto, per un errore. Esatto, quindi c'è questa convivenza forzata. Ma com'è stato trovarsi davanti, la prima volta che si è trovato davanti a Giovanni e Giacomo? C'è avuto il... Non lo so, io penso di aver realizzato che stavo lavorando con Aldo Giovanni Giacomo quando ho finito di girare con Aldo Giovanni Giacomo, nel senso che facevo anche fatica a vederli quotidianamente, tutte le mattine sul set, come Aldo Giovanni Giacomo, dicevo non è possibile che ci sto girando delle scene e quindi piano piano sono... Però poi sul set è risolto, cioè non c'hai avuto problemi di... No, dopo un po' loro sono la- stati carinissimi, si sono aperti molto sia con me che con Sabrina, con tutti i ragazzi, perché poi ci sono molti figli, cioè siamo io, Sabrina Esatto, sì, e è proprio una altri tribù. due e c'è il figlio di Giacomo che anche lui ha un'altra storia. Quindi essendoci così tanti ragazzi o bambini, sia Aldo che Giovanni, Giacomo, così sono stati molto, molto aperti, disponibili a... È un'altra cosa girare comunque con persone che hanno meno esperienza, quindi Certo. penso non l'abbiano mai fatto, non mi ricordo No, non di penso, esperienze con bambini negli altri film. Quindi è stato No, molto... è vero, nei loro... Senti, ma tu che rapporto c'hai col cinema? Sei un... da spettatore, sei un grande amante del cinema? Allora, da un anno e mezzo a questa parte sto iniziando a recuperare proprio... C'hai i compiti a casa? Ho i compiti a casa, perché mi sono reso conto un po' di tempo fa che mi mancavano proprio delle basi e ho capito che non andava Non si bene può. questa cosa. E quindi, quindi da dove sei con i partito? cult e i classici sto recuperando da zero. Cioè, sto guardando di tutto, anche perché quello che mi manca è un metodo, anzi, forse è il posto giusto per Esatto, chiedervene per trovare il uno. metodo. Nel Chiediamo il senso, metodo. la prima domanda che mi sono fatto è se devo procedere per ordine cronologico, quindi partire proprio dalle basi, Ah, oppure cioè partire... proprio... come funziona? Questo Ma secondo me devi andare dove ti a ispira, dove piacere sì, 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 e dopo può pian essere. piano, perché se poi lo fai in maniera troppo scolastica poi ti stufi.
mi annoio, Assolutamente, sì. uno deve andare, cioè parti con quelli che ti ispirano di più e poi... Ma chi è il tuo attore Sì, può preferito? essere. Ah, mio attore preferito è complicato. Allora, io di solito divido tra comicità e Non devi dire drammatico. Aldo per forza, no? Non serve che dici, non No, è che... ma vabbè, se posso andare fuori dall'Italia, Eh sì, perché allora a livello comico ho sempre avuto da bambino almeno Robin Williams come attore preferito. altro grande stand-up comedian, no? Esatto, l'ho iniziato ad apprezzare come comico, quindi poi l'ho seguito nell'evoluzione da attore. Se no, ti direi, anche se negli ultimi anni è stato un po' controverso, Kevin Spacey Eh sì, come che è attore quasi drammatico innominabile, principale. no? Poi per un periodo, Però sì, però grandissimo, grandissimo. sì. Tra l'altro, ma tu adesso c'hai anche 3 date nel tuo spettacolo, ma ti vedi in futuro più come appunto stand-up comedian, come cabaret, come quelle cose lì, oppure... Tra l'altro tu hai già girato, no? Un altro film, si può dire? Sì, O stai girando? No, hai girato. oh no, ho È girato, ho finito di finito? Tu hai in girare, post-produzione. è in post-produzione. Sì, sì, Lo penso si possa diciamo? dire, Lo il titolo dici? è Lo già dici stato tu annunciato, così che nel caso si dici chiama, tu... sono problemi miei, dai. Esatto, è stato lui. Si chiama Sotto il sole di Riccione ed Esatto. è un film Ispirato alla canzone dei dei giornalisti. giornalisti, Esatto. Tra sì. l'altro la colonna sonora mi sa che è proprio di Tommasone Paradiso. Sì, che ha anche un cameo Ah, nel nel film. film. E esce a maggio su Netflix e credo i particolari sulla trama, io non lo so mai, poi No, no, faccio un sacco vabbè, di ma cagate, quello quindi è... non è... Però, però comunque sarebbe già il secondo film, Sì, sì, sì. per cui devi decidere cosa vuoi fare da grande a un certo punto. Ah, questo è complicato. Avendo citato Robin Williams, ti risponderei che secondo me sarebbe figo, come succede in tutto il mondo, poter conciliare queste due cose, cioè la comicità e la recitazione anche drammatica. Cioè, Certo. Robin Williams è l'esempio vivente di come C'è pure un vinto un comico Oscar. possa mantenere una credibilità da attore. Cioè, comunque lui è uscito dalla Juilliard, che è forse l'accademia di recitazione più importante al mondo, e poi si è fatto tutte le bettole di New York per 10 anni come comico. Quindi comunque la dimostrazione che non per forza se fai ridere le persone non sei in grado di avere altro nelle tue corde. Anzi, dicono che i più grandi attori sono proprio quelli comici, no? Sì, Perché può essere, sì, sì, e Jim Carrey, se ci pensi, ha fatto la Jim stessa Carrey, cosa, un uguale, attore ma ce n'è meraviglioso. veramente tanti, anche, beh, poi è rimasto sulla commedia, ma Adam Sì, Sandler, anche ci beh, sono, adesso Adam Sandler esce il nuovo film in cui in fa un cui ruolo fa, drammatico, esatto, un esatto. ruolo drammatico. Diamanti grezzi. Sì. Fabio De Luigi in Italia è Fabio stato De Luigi, sì, sì, beh, ci ha adesso provato con anche con gli gli Uomini Uomini d'Oro, l'ultimo, d'Oro, sì, ha un sì, sì. ruolo In drammatico che Italia è secondo molto più me... difficile, perché se negli Stati Uniti, diciamo, hai più libertà anche di Sì, provare, in Italia sì. quando finisci in quella cosa lì è difficile uscire da... Sì, adesso non mi va di fare un discorso No, no, così no, no, però esterofilo, ma in realtà è vero, nel senso che io ho sempre avuto gli esempi di comici che riuscivano a fare comicità e film drammatici, ma da un giorno all'altro, e il pubblico li seguiva senza problemi in questa cosa, credendoli in un campo e nell'altro. In Italia secondo me è un po' più, cioè un po' più l'etichetta, quindi se fai il comico la gente ride, a prescindere sì, da sì. cosa fai. Nasce e muore comico. Cioè, se pensi a Totò, alla fine ha dovuto andare Sì, Pasolini a sì. portarlo, no, da un'altra parte. Quindi non lo so, mi piace pensare che stia cambiando anche in Italia e che tra 10 anni potrò fare il comico e dei film. Certo. Vorrei fare l'attore, io da E grande mi vabbè, piacerebbe, se la risposta è mi piacerebbe fare l'attore, quanto che è cambiata la tua comprende... vita negli ultimi 2 anni? È tanto. Principalmente perché ho finito le superiori a E giugno, già, che è stato un bel cambiamento. No, è cambiata tanto e direi in meglio, nel senso che mi sto divertendo molto ora. non te E, l'aspettavi. Cioè, se 2 anni fa ti no, avessero detto... no, no, no. 2 anni fa, diciamo che da Corrado, quindi in primavera, da maggio in poi, è cambiata molto. Quanto ti piace invece avere il contatto col pubblico? Tu hai fatto anche un monologo sui diciottenni, no? Su YouTube, tra Sì. l'altro potete recuperarli, ce ne sono parecchi. Quanto ti Ehm, piace invece quella cosa lì, quella del pubblico, quella che è anche una cosa invece a differenza del set del cinema, una cosa senza rete? Cioè se esatto. sbagli Sì, sì, sei sì, sì. praticamente finito, che però è quella che cercano i comici, l'adrenalina anche che cercano i... Sì, è il motivo per cui penso che il teatro, o comunque la dimensione live, sia il mio spazio preferito. Cioè, tra il... Ecco, quello è il tuo ambiente, di Sì, comunque ti... sì, ma la gran parte degli attori, se gli si chiede quale ambiente preferiscano tra il cinema e il teatro, così moltissimi preferiscono il live, il teatro comunque
perché per la comicità è fondamentale come spazio. Cioè, gli esperimenti che vengono fatti di cabaret o di comicità sul web, così, a livello di monologo intendo ovviamente, sono quasi sempre fallimentari, perché l'esperienza col pubblico, l'interazione, è necessaria ed qualcosa cioè crea che si- che quell'empatia diventa. fondamentale per rivedermi in un qualcosa. C'è anche la televisione, gli esperimenti che sono stati fatti dalla televisione di trasportare il live sono stati ad esempio Zelig, che come formula ha semplicemente capito che serviva il pubblico in studio vero, Esatto. quindi le persone andavano lì e vedevano uno show che durava. Che stava accadendo. E molte altre trasmissioni invece questa cosa qui non l'avevano ben capita, quindi risate registrate, cose che secondo me si perde È vero. molto. Senti, facciamo per chiudere Sì. alcune domande da dentro fuori. Il tuo film di Aldo Giovanni e Giacomo preferito, quello che scegliene uno. A Dovevate, loro non glielo diciamo. dovevate dirmelo questo, però. Devi prepararti. Sì, ci devo pensare una settimana buona prima. Direi chiedimi se sono felice. Però col cuore tre Io uomini avrei e una detto gamba. Tre uomini e una Sì, gamba. perché però a quello- livello di sceneggiatura secondo me chiedimi se sono felice è veramente un gioiello. Il tuo film preferito in assoluto? Questo Isola dovete dirmelo un deserta. mese Un prima. mese fa. Questo era... Beh, poi puoi cambiare casomai, poi ci chiami e lo cambiamo, facciamo un montaggio. Cioè quello proprio devi andare su un'isola deserta, uno devi portarne, quindi Madonna, è difficilissimo. probabilmente sarà uno con questo. Robbie Williams. Probabilmente sarà uno con Robin Williams. Mamma mia, se è difficile. Ecco, possiamo farsene il tuo film preferito con Robbie Williams, così restringiamo il campo. Cioè, Direi... tu sei più da anni 80, quindi L'attimo fuggente, Good Morning Vietnam, oppure quello direi dei- sì. Sono indeciso tra Good Morning Vietnam, perché comunque è stato uno dei film che mi ha fatto decidere di fare comicità. Cioè... Sì, direi Good Morning Vietnam. Che tra l'altro è un film che è invecchiato molto bene, io l'ho rivisto l'anno scorso e lui tiene benissimo. È pazzesco, quel film lì cioè quando ho finito di vederlo devo far radio, voglio andare a far radio. E Però l'hai non ho mai fatto fatto poi radio, radio? no, Mai fatto non ho mai fatto. radio. E io tutte le mattine mi sveglio e dico voglio fare la cosa, ho visto questo, devo fare, poi non faccio un cazzo. Cioè. Quindi la prossima volta. Quindi vabbè, mettiamo Good Morning Vietnam. Mettiamo sull'isola Good deserta. Morning Vietnam, poi ci ripenso e vi chiamo. Va bene. E l'ultima domanda è, hai il telefono qua, Ok? senti che suona, è un regista. Che regista vorresti che fosse? Puoi scegliere chiunque. Da Hollywood a anche a Hong Hollywood Kong, posso tutto. scegliere. Vabbè, dai, facciamo uno che sto recuperando adesso, di cui mi Vai. sto abbastanza innamorando. Direi un Paul Thomas Anderson in questo momento. Hai tirato Sì. fuori il Jolly. Come mai Ho Paul tirato Thomas fuori il Anderson? Jolly, perché mi sto Che tra l'altro drogando di con film. Adam Sandler pure le Cioè, fece Ubriaco d'amore. Cioè. Non lo so, mi sto guardando a ripetizione film suoi. È uno Quindi di quelli da da cui... Magnolia, sì, tutto? Sì. E qual è il tuo preferito tra i suoi? Magnolia mi è piaciuto molto. Magnolia mi è piaciuto veramente tanto. Poi in generale mi piace guardare film in cui ho bisogno di una mezz'oretta di riflessione dopo, in cui dico ok. cosa cazzo ho visto. Cioè... Cosa ti arriva la botta addosso? Sì. E sì, quello, il petroliere anche mi è piaciuto molto. Sì. Vabbè, tanto Paul Thomas sicuramente la vede questa, per cui Sì. tu tieni il telefono acceso Ciao, anche di Paul, notte poi- col fuso magari a Los Certo, Angeles, certo. che poi se lo riaccendi la mattina sarebbe un peccato. Certo. Allora, intanto noi poi ti riscopriremo in Odio l'estate, che Sì. esce adesso, e grazie Davide per essere stato Grazie qui. a voi. Poi veniamo a vederti anche a teatro però, va bene? Si può dire Sì, 12 certo. febbraio al Teatro San A Babila, Milano. qui a Milano. E poi? E il 15 febbraio a Massa Carrara al Teatro dei Servi. E il 21 febbraio a Faenza al Teatro Ridotto Masini. Perfetto, quindi ci saremo. Ci vediamo in giro. Grazie Davide Grazie a Gargano. voi.